Siamoindiretta.com. Per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it. A cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Abbiamo avvicinato a conclusione della cerimonia di consegna delle medaglie di benemerenza a 32 corregionali all'estero, alcuni protagonisti di questa mattinata. Ci ha raggiunto intanto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob. Lei ha concluso dicendo che il significato di questa cerimonia va oltre la cerimonia stessa, non un momento solamente celebrativo e di gioviale incontro, ma di impegno, no? Sì, come ho avuto modo di dire in chiusura, non è un momento che commemora o ricorda il passato e quindi ricorda quello che è comunque un tratto, direi, fondante anche della nostra specialità regionale, d'autonomia regionale, il tema dell'immigrazione vissuta come momento di grande difficoltà personale e collettiva e quindi la ricerca di un futuro e la ricerca spesso e volentieri proprio delle condizioni minimali di vita attraverso quello che era ed è stato interpretato dal poeta Zanier, no? Libars discugné là, cioè liberi di dover andare, cioè obbligati ad abbandonare la terra di origine per trovare un futuro. Oggi ovviamente le condizioni sono cambiate, l'emigrazione rappresenta una presenza consolidata, ormai alla seconda, terza, quarta generazione addirittura, una presenza consolidata di corregionali che vivono e appartengono alla dimensione delle comunità nelle quali hanno trovato il loro futuro, ma rappresentano oggi quel potenziale collegamento, quella voglia di interpretare un ruolo perché non dimenticano le radici da cui hanno origine, appunto interpretare quel ruolo di presenza, di immagine, di ambasciatore cosiddetto della regione nelle località dove loro risiedono, dove loro vivono, dove loro hanno costruito il loro futuro. E questo è il nuovo segno, il nuovo significato che va ad aggiungersi, credo, alla nuova emigrazione, perché di nuova emigrazione abbiamo parlato e si parla, che è quella fatta dai tanti giovani che magari, certo anche per necessità oggi di nuovo, ma anche per una diversa formazione culturale, i progetti Erasmus, la grande capacità ormai relazionale che si è sviluppata negli studi li porta anche a cercare esperienze esterne. Ecco, possono essere elementi proprio per non disperdere questa rinnovata mobilità dei nostri corregionali verso l'estero, per non disperderli, ma per riuscire a mantenere un filo, un collegamento, una presenza funzionale. E credo che appunto i protagonisti che oggi sono stati premiati siano il simbolo e quindi siano anche il futuro stesso del rapporto con il grande mondo dell'immigrazione regionale. Abbiamo anche avvicinato Dionisio Scarpin, sindaco di Avellaneda di Santa Fe in Argentina, che è tra i personaggi che ha ricevuto il riconoscimento nella cerimonia di oggi in Consiglio regionale. Ci assiste nella traduzione delle risposte Graziano Lorenzon, che ringrazio. Oggi molte testimonianze di successo imprenditoriale di cui i corregionali e discendenti hanno dato prova nei paesi di residenza. Lei è una figura istituzionale. Abbiamo ascoltato Jacob e la Serracchiani sull'impegno istituzionale del Friuli Venezia Giulia per mantenere e per valorizzare i legami con i corregionali all'estero, assistendoli anche nel loro rientro in regione. Qual è la sua riflessione come sindaco di una città argentina ma molto friulana? Bueno, para nosotros en nuestra ciudad es muy importante este tipo de relaciones con la región, porque por un lado ayuda a mantener vivos los valores que han llevado ya hace muchísimos años, 135 años, nuestros nonos. El valor al trabajo, el esfuerzo y este tipo de proyectos con la región ayuda a mantener vivo a través de los años, ¿no? De generación en generación. Por otro lado, digamos, es importante para nosotros
digamos, para las nuevas generaciones, para poder interpretar el presente de nuestra ciudad. Una ciudad con muchos emprendimientos, con mucha industria industrial, que es diferente a las demás ciudades de la región. Entonces, las nuevas generaciones con este tipo de intercambios ayudan a pensar y a interpretar de por qué Avellaneda es así, por qué hay grandes cooperativas reconocidas a nivel nacional, a nivel de Argentina, por qué es una ciudad ordenada, limpia, diferente. Eso se da gracias a estos intercambios y a poder nosotros devolvernos nuestro pasado, digamos, conocer nuestra propia historia, para también interpretar nuestro presente y fundamentalmente para proyectarnos en el futuro. Grazie, era abbastanza chiaro, però insomma merita un po' di traduzione. Però, Sì, allora sinteticamente dice che la loro città è una città che è stata fondata da emigranti che arrivavano dal Friuli Venezia Giulia 135 anni fa, quindi una città fondata da friulani. Loro hanno tramandato, i vecchi hanno tramandato i valori della cultura friulana ai figli. Loro oggi mantengono ancora forte questa cultura e i progetti di cooperazione che avvengono tra il Friuli Venezia Giulia e la loro città gli consente da un lato di mantenere in piedi, mantenere vivo il rapporto che hanno con le terre di origine e con la cultura e con i valori della terra di origine, dall'altro gli consente anche di capire perché loro sono così, perché loro vivono una situazione abbastanza differente dal resto dell'Argentina, perché hanno imprese, hanno una cooperativa molto grossa che rappresenta un po' il fulcro dell'economia loro, e allora loro si chiedono perché noi siamo così a differenza degli altri. Venendo qui capiscono che appunto i valori del lavoro, la cultura del lavoro, la cultura del sacrificio che loro hanno mantenuto, gli hanno dato la possibilità appunto di sviluppare il loro territorio meglio e più del resto dell'Argentina. Qui con noi abbiamo uno dei premiati portato dai Giuliani nel mondo, dall'associazione Giuliani nel mondo. Si chiama Nicolò Claudio Giuricic, è residente in Sudafrica. Lei è un imprenditore. Ecco, dicevamo prima con gli ospiti che ci hanno preceduto, c'è una scommessa che è quella di mantenere in modo costruttivo, molto vitale, i rapporti e i collegamenti tra chi è andato all'estero e ormai è residente all'estero anche con le nuove generazioni e il Friuli Venezia Giulia, terra patria, terra di origine. Una scommessa che come si può vincere e realizzare? Sempre di insistere specialmente con i giovani, perché noi siamo stati istruiti e anche mostrato la strada dai genitori di sempre non dimenticare le nostre origini, perché i connazionali, specialmente i nostri all'estero, è una grande risorsa che l'Italia deve essere fiera di loro, perché facciamo un grande lavoro, non solo io, ma tutta la comunità che io rappresento. Io sono una piccola parte. Ci sono persone che danno veramente onore alla loro patria all'estero e grazie alla regione qui, Friuli Venezia Giulia e i Giuliani nel mondo, che ci dà il supporto di portare avanti questo meccanismo. Il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Pittaro. Ente Friuli nel Mondo, un'associazione che ha una storia importante, un istituto che è un punto di riferimento, che ha scommesso sulle tecnologie per poter comunicare più rapidamente e più velocemente con i tanti associati che ci sono in giro per il mondo. Anche l'Ente Friuli nel Mondo si è modernizzato, tant'è che abbiamo i consiglieri del direttivo sparsi in tutto il mondo, quindi i nostri consigli sono fatti in teleconferenza, ma ogni giorno riceviamo centinaia di mail e rispondiamo a centinaia di mail, quindi il contatto, chiaramente non con tutti, ma con le nostre oltre 160 sedi che abbiamo per il mondo, siamo in contatto giornaliere.
Noi abbiamo circa 25.000 associati in giro per il mondo, ma che frequentano il Fogolar regolarmente, sono oltre 250.000, calcolando poi che il Friuli vero è fuori dal Friuli, perché in Friuli siamo di friulani 800.000. In giro per il mondo fino alla quarta generazione sono 2.800.000, quindi il Friuli è fuori dal Friuli. Sì, infatti tantissimi sono i friulani che si trovano all'estero. I collegamenti possono essere mantenuti con il modo tradizionale, quindi con tutte queste sedi, anche con le nuove tecnologie, con i nuovi sistemi che la tecnologia ci mette a disposizione. Possiamo citarne alcuni? I sistemi di comunicazione li conoscono tutti, quindi è inutile che le cito io. Ma c'è un prodotto, per esempio, simpatico, Blacks, per esempio, no? Lei sta sorridendo, ma è stata una bella iniziativa simpatica. Sto sorridendo per il semplice motivo che la prima generazione parla friulano, la seconda quasi tutta, però la terza e la quarta quasi nulla. Allora, in regione erano stati fatti dei corsi di friulano, anche alle università, anche la stessa Toronto, Ottawa, corsi di friulano, ma questo è riservato a pochi. Allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di creare un qualcosa di rapido, di immediato, cioè un corso di friulano per le cose più semplici che esistono, quasi che divertono chi le imparano, in modo tale che uno che arriva comincia a dire mandi, comincia a dire ceato non, comincia a dire doese un buon ristorante, parla a mangiare, cioè le piccole cose per relazionare con gli altri. È un sistema di comunicazione che ha avuto un successo di gran lunga superiore a quello che ci aspettavamo, perché abbiamo avuto nei primi 2 mesi 250.000 contatti. Una cifra straordinaria. Proprio per la semplicità del messaggio. Quella poi può essere propedeutica a capire qualcosa di più. E l'abbiamo fatto dall'italiano, perché è necessario anche in Italia, dall'italiano al friulano, ma anche dall'inglese all'italiano. Presidente Pitaro, la ringrazio, la saluto. L'Ente Friuli nel Mondo ha portato sotto la bandiera proprio dell'Ente Friuli nel Mondo parecchi emigranti che oggi sono stati hanno ricevuto questa medaglia. In rappresentanza di tutti penso che lei mi abbia portato Anita Cossettini, giusto? Ecco che è qui vicino a me. Perfetto, benissimo. Allora, la chiamiamo? La signora Madagascar. La signora, piacere. Ecco, benissimo. Allora, grazie Presidente. Anita Cossettini, imprenditrice, come possiamo definirla? La regina dei trasporti del Madagascar? No, direi proprio di no, anzi stavo pensando con la mia trasporti amica, marittimi. Sì, marittimi solo intanto, ma stavo pensando con la mia amica, generalmente queste manifestazioni mi scocciano, sì, perché sono troppo lunghe. Sì. Dopo aver sentito tutto quello che i miei colleghi premiati hanno fatto, mi sono sentita estremamente piccola. Io non ho fatto niente, questi qua hanno fatto delle cose grandiose. Io sì, certo, ho creato una società di cabotaggio, ho rinnovato il porto di Tuléar, ma in confronto agli altri non ho fatto proprio niente. Ma non sembrava dal curriculum però che abbiamo ascoltato. No, guardi, forse mi hanno osannato troppo, comunque niente, sono commossa comunque. Cosa porterà dal Friuli Venezia Giulia, cosa nel cuore dopo questa cerimonia? Ma guardi, io porterò dal Friuli Venezia Giulia sempre questo orgoglio che abbiamo un po' tutti del nostro lavoro. Non ho fatto soltanto il Madagascar, sono andato un po' in giro in tutta l'Africa e dappertutto quando vado mi chiedono da dove vengo e dico del Friuli, la prima risposta è voi siete dei grossi lavoratori, voi siete bravi, quindi continuerò a portare questo messaggio. Anita Cossettini, imprenditrice concreta, quindi con tanti risultati raggiunti. È stato complicato in Madagascar? Madagascar e l'Africa in genere sono paesi difficili
politicamente un po' con un andazzo che conosciamo, quindi intraprendere da noi è difficile, occorre una tenacia, una voglia di arrivare che non occorre negli altri paesi occidentali. Quello che posso dire a coloro che volessero prendere la mia strada è di non arrivare in Africa pensando di arrivare nella facilitazione. L'Africa è estremamente difficile, quindi arrivare lì con l'idea di costruire cose piccole per farle diventare forse più grandi più tardi, ma con un lavoro immenso, con una tenacia e un coraggio che non è necessario in altre nazioni. Anita Cossettini, grazie del suo intervento, complimenti. Abbiamo un altro ospite, ora abbiamo l'Unione Migranti Sloveni. Ok, il nome, prego? Nathan Karlic. Da dove? Da Liegi in Belgio. Da Liegi in Belgio. Oggi una giornata importante. Un momento sì, di bello, di consegna, di medaglie, però un momento di impegno, non un momento solamente celebrativo fine a se stesso. Quindi qui c'è da scommettere con la vostra partecipazione continuativa dall'estero nel creare quello che è un filo che non si deve spezzare. Sì, certo, comunque è l'idea che sviluppiamo noi al Club di Liegi dell'Unione Migranti Sloveni, cioè usare le nostre origini per promuovere la regione, le sue particolarità culturali e ovviamente in particolare per le zone di dialetto sloveno di Valnatisone, Alta Val Torre, Valresia e così via. Quindi sicuramente questo è un riconoscimento importante che fa piacere sapere che la regione si preoccupa ancora dei suoi emigranti e discendenti di emigrati e ci incoraggia ad andare più avanti nei nostri vari impegni relativamente alla regione e a come possiamo esserle utile. Certo, ma voi avete un circolo, no? Lì a Liegi, giusto? Qual è la vostra attività? Allora, un punto è che il club costituisca un punto di riferimento per la comunità di emigrati delle valli del Natisone a Liegi, quindi organizziamo incontri, cene, pasti e attività varie da un punto, dall'altro serve anche a far conoscere le nostre valli al pubblico non di origine slovena, cioè al pubblico delle altre associazioni regionali italiane, al pubblico belga anche, perché pensiamo che valga la pena sapere che in Italia non c'è solo Roma, Firenze, Milano, Napoli, ma c'è anche in quell'angolo del nord-est dell'Italia una regione Friuli Venezia Giulia con particolarità culturali che valgono la pena di sottolineare. Questi sono i due punti principali del nostro club. Raduno dei nostri immigrati e discendenti immigrati tramite attività varie e far conoscere la regione e le valli. Quanti siete in questo circolo? Allora, al circolo di Liegi contiamo più o meno 250 famiglie nei nostri, su base dei nostri listing di indirizzi. Che frequentano con una certa regolarità? C'è chi frequenta regolarmente, c'è chi frequenta sempre, abbiamo i nostri fissi, chi con più o meno regolarità, però cerchiamo comunque di sempre mantenere il legame con questi emigrati e discendenti di immigrati tramite le attività del nostro comitato. Benissimo, grazie. Bene, allora qui abbiamo un ospite che ci consente, un ultimo ospite che ci consente di spostare un attimo l'argomento anche sul piano nazionale, perché è un onorevole deputato del Parlamento italiano, si chiama Mario Borghese. Mario Borghese è stato eletto nella circoscrizione America Latina, ha ascoltato perfettamente prima di quante leggi, di quanto sforzo, di quanta attenzione in Friuli Venezia Giulia a livello regionale
sia stata dedicata alla questione migratoria, no? Attraverso il tempo, attraverso leggi che si sono modificate, ma che comunque hanno sempre assistito in modo puntuale quelle che erano esigenze, quelli che era un mondo di friulani, di giuliani e di sloveni che si era spostato negli anni all'estero. Ovviamente si va avanti nel tempo e più c'è il pericolo che le nuove generazioni di migranti si scollino un po', no, dalla loro terra d'origine. Dall'Osservatorio Nazionale, Borghese che cosa dice? Purtroppo già noi friulani siamo di terza, quarta generazione, nel caso mio seconda generazione. I miei nonni sono immigrati nel 1914 in Argentina, ma io sempre dico che il Friuli è una regione che mai si è dimenticato dei nostri connazionali, è una regione che sempre ha fatto delle leggi, come ha detto il presidente della regione, anche del consiglio regionale. Il Friuli è una regione che io sempre dico che è una regione che parla poco ma fa molto, perciò ci sono tanti friulani all'estero e noi dobbiamo sapere che c'è un altro Friuli fuori dell'Italia, che i nostri connazionali purtroppo dopo la guerra anche superiore come numero, sì, no? Un numero purtroppo superiore, ma che voi dovete sapere che dopo la guerra in un paese come l'Italia che non c'era lavoro, pane, loro sono emigrati e nei paesi di origine, adesso come l'Argentina, il Brasile, l'America, hanno trovato pace, pane, lavoro e la loro libertà. Come queste persone poterle, come dire, avvicinare per ulteriormente, per poterle fare diventare anche un patrimonio a beneficio del Friuli Venezia Giulia. È una bella domanda. Ormai già siamo in un mondo globalizzato, voi dovete sapere che il mondo è uno solo, il Friuli è inserito in Europa, così che purtroppo già le distanze non esistono perché c'è questa cosa di internet, ci sono i telefoni, ma noi dobbiamo sempre mantenere la nostra radice, il nostro legame, quel legame che ci hanno dato i nostri nonni e portare sempre avanti la bandiera della nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, che è una regione multietnica, che ci sono giuliani, sloveni, croati, tedeschi e anche veneti, perciò io credo che dobbiamo portare sempre in alto questa bandiera e non dimenticarci mai che il Friuli non si è mai dimenticato di noi, i connazionali all'estero, ha fatto delle leggi anche per quelli che possano rientrare anche in regione, ci dà lavoro, ci fa corsi di formazione, sostiene tutti questi 6 associazioni sparsi per il mondo, nel nostro caso l'ALES, Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli. Perciò io credo che è una regione che si occupa tanto della nostra comunità e che ci sostiene. Siamo arrivati al termine di questa diretta audio streaming. Gianfranco Biondi al microfono ed è arrivato un attimo anche il momento dei ringraziamenti. Ricordo che questa diretta è stata resa possibile a livello anche di promozione grazie alla collaborazione delle 6 associazioni che hanno partecipato, hanno reso possibile anche questa cerimonia qui in Consiglio regionale, le fasce, l'Unione Emigranti Sloveni, l'Ente Friuli nel mondo, l'Alef, le Rapple e i Giuliani nel mondo. Ecco, queste le 6 associazioni. Ricordo che questa cerimonia è stata organizzata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha collaborato per questa diretta nell'ambito appunto del 50° anniversario della prima seduta del Consiglio regionale, dell'Assemblea. Bene, è tutto dalla sala del Consiglio regionale di Trieste, grazie anche alla regia, Cristiano Biz, e a tutti gli altri che hanno collaborato perché questa diretta fosse possibile. Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it, a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.